secondo te? Vabbè, penso che ad oggi ci manca soprattutto fare dei risultati utili consecutivi che non ci riusciamo più, perché questa mi sa che è o la terza o la quarta sconfitta sicura che facciamo, se non sbaglio, quindi comincia a essere un po' un problema. Il problema è che, devo essere sincero, al di fuori che ci siamo rinforzati tantissimo dagli ultime partite, però purtroppo ci manca anche Minotti, che per noi è molto importante, beh, uno dei capocannonieri della Lega, quindi là davanti purtroppo facciamo fatica, creiamo una mole di gioco importante, ma non riusciamo a concretizzare tutta la mole che riusciamo a fare. Poi è un periodo che appena facciamo un mezz'ora prendiamo gol, quindi è un momento così, passerà, il campionato è lungo, ci vediamo ancora a combattere insomma nelle prime posizioni della classifica, vediamo. Io credo, io credo di sì, perché comunque andiamo là per cercare di fare i punti per forza, andare a cercare di vincere. Sappiamo lì la buona squadra che è diventata oggi il Peperino, lo sta dimostrando anche nell'ambito della classifica, però noi cerchiamo i punti assolutamente, andremo lì per giocarcela fino alla fine e portare via diciamo, un bel risultato per la nostra classifica, al di fuori sapendo che andiamo a affrontare una grande squadra, quindi speriamo bene. Grazie Zani.